Signore, signori, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, graditi ospiti qui convenuti, vi giunga il più cordiale benvenuto da parte dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che nella ricorrenza del 4 novembre, tradizionale giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, oggi si arricchisce di nobili significati. Sono già presenti in piazza i gonfaloni dei comuni di Calalzo di Cadore, di Conegliano e di Cordignano, le scolaresche. È inoltre presente in piazza la fanfara dell'11° Bersaglieri, una compagnia di formazione articolata su un plotone dell'11° Reggimento Bersaglieri, un plotone del Reggimento Lancieri di Novara V, un plotone del 132° Reggimento Artiglieria, hanno già preso posto i vessilli, i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'arma, con loro il medagliere del Nastro Azzurro ed il medagliere di combattenti e reduci. Affluisce il labaro della presidenza dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, Victoria Nobis Vita, ex combattenti guerra 1915-1918, accompagnato dalla bandiera adottata per la celebrazione del centenario della Grande Guerra, dalla bandiera storica di combattenti e reduci di Vittorio Veneto, adottata il 14 aprile 1921, che onorò il treno speciale con il Milite Ignoto in transito a Conegliano e diretto a Roma, da una seconda bandiera storica di combattenti e reduci, dalla bandiera Unione di Veterani Campagna 1915-1918, dallo stendardo a doppia fascia che le donne di Vittorio offrirono alla memoria di prodi combattenti.
Nel centenario del Milite Ignoto, Vittorio Veneto, per iniziativa dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto, delle sezioni alpini di Vittorio Veneto e del Cadore, del gruppo alpini di Calalzo di Cadore, vuole ricordare anche la medaglia d'oro al valor militare Camillo De Carlo, che scortò la salma in treno verso Roma. Per questo è presente in piazza una lapide che sarà portata dagli alpini a Calalzo nella chiesa di San Francesco d'Orsina, dove Camillo De Carlo desiderava essere sepolto, e che riporta un proprio brano significativo che identifica questa sua, sino ad ora inesaudita, volontà. Vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, croce al merito di guerra e croce d'oro al merito dell'esercito, e alla bandiera della città di Treviso, decorata di medaglia d'oro al valor militare, che fanno ingresso sul luogo della cerimonia. Avrà ora luogo la cerimonia dell'alzabandiera. Tutti i gentili ospiti e la cittadinanza sono invitati a condividere la solennità del momento accompagnando con il canto l'inno degli italiani. Alza bandiera! Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, nell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la
siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Nel celebrare il 103esimo anniversario della designazione del Milite Ignoto e delle solenni onoranze che gli vennero tributate, viene data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa al Milite Ignoto, poiché egli è il simbolo di quanti caddero in guerra e dai quali non poterono essere tributati riconoscimenti individuali. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde, combattendo, senz'altro premio sperare, che la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. 11 fra i più terribili campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale furono dal 3 al 24 ottobre 1921 attentamente visitati dalla commissione incaricata a rinvenire in ognuno di essi una salma anonima di caduto. Da quelle 11 salme doveva essere scelta quella che avrebbe rappresentato per sempre il Milite Ignoto. Dal 7 novembre 1998 vi è un'urna circolare, ora collocata in Piazza delle Medaglie d'Oro, costituita da 11 spicchi contenenti, ognuno di essi, una zolla di terra proveniente dalle trincee situati nei loro comuni e che i sindaci di Rovereto, Schio, Cortina, Crespano del Grappa, Nervesa della Battaglia, Jesolo, Gorizia, Monfalcone ed Asiago hanno donato a Vittorio Veneto. Su quelle zolle oggi è posata una rosa per simboleggiare il sangue dei caduti su di esse versato. Venerdì 28 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, le 11 salme erano allineate ai lati dell'altare, 6 in cornu epistolare e 5 in cornu evangeli. Su un palco alla destra dell'altare avevano preso posto 11 tra madri e vedove di guerra. Dopo che Maria Bergamas scelse il Milite Ignoto, esse si portarono davanti alle 10 bare rimanenti e su di esse posarono il fiore che reggevano in mano, quasi contenessero le spoglie dei loro figli. Oggi 11 donne vittoriesi, invece di quelle madri, hanno raccolto dall'urna di Piazza Medaglie d'Oro ognuna la rosa posata sulla terra dei campi di battaglia ed ora si apprestano a deporla ai piedi del monumento ai caduti. Allora furono Anna Visentin Feruglio, con la terra di Rovereto e del Trentino, Elisa Dorta Gregorutti, con la terra del Monte Pasubio, Carolina Pernato, con la terra
del Monte Ortigara, Oliva, Corno, Bobber con la terra del Monte Grappa, Lucia, Lossio, Marcon con la terra del Montello, Cornelia, Flebus, Nannino con la terra del Basso Piave, Italia, Giraldo con la terra del Cadore, Pasqua, Perissutti con la terra del Monte Rombon in Alto Isonzo, Pierina, Prosperini, Camberletti con la terra del Monte San Michele, la vedova di Pierarrigo Barnaba di Buia con la terra di Castagnevizza, Maria, Blasizza, Bergamas con la terra del Monte Ermada in Basso Isonzo, oggi esse vengono rappresentate da 11 donne vittoriesi, ma con loro contempliamo tutte le donne che subirono, se non il lutto, le angherie e le sofferenze, soprattutto dopo la rotta di Caporetto e l'occupazione dei nostri amati territori. Vengono ora resi gli onori ai caduti da parte del signor Sindaco della città di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto, del vicecomandante della 132esima Brigata Corazzata Ariete, colonnello Pierluigi Lodola, dal presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma di Vittorio Veneto, cavalier Riccardo Bertolini.
Il signor Sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Buongiorno, rivolgo il cordiale saluto della città di Vittorio Veneto alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti di tutte le associazioni, ai vittoriesi e a tutti coloro che sono venuti a trovarci mentre celebriamo insieme questa giornata commemorativa. Un saluto speciale per i ragazzi delle nostre scuole, che ringrazio assieme a tutti gli altri per la presenza. Vittorio Veneto ancora una volta è presente nel celebrare il 4 novembre per tutti i significati che esso riveste: la vittoria militare, l'unità dello Stato italiano, le forze armate, e in questo 100° anno dalla traslazione a Roma delle spoglie del Milite Ignoto si aggiunge anche la memoria di quell'evento che riunì allora il sentire di tutti gli italiani, come lo riunisce anche oggi, raccolti a pensare ai poveri resti di una delle centinaia di migliaia di giovani vite immolate sui campi di battaglia in quella strage che fin dalla sua conclusione ebbe a portare a ripensamenti, valutazioni e ormai inutili accuse sulle modalità di conduzione di quel conflitto. Dalla speculazione post-bellica resta comunque intatto il ringraziamento al soldato che, obbediente, diede sempre il meglio di sé fino ad immolarsi, affrontando di petto la violenza del fuoco nemico, le artiglierie, i gas e ogni altro ordigno di morte, certo di concorrere col suo sacrificio al bene della propria famiglia e della patria. La pietas che seguì la fine delle ostilità portò gli incaricati militari a ripercorrere i luoghi delle stragi, a trovare per riordinare le salme di migliaia di soldati, molti dei quali non erano stati onorevolmente ricomposti in cimiteri militari o abbandonati insepolti, e moltissimi di questi addirittura non potevano nemmeno essere riconosciuti. Alle povere famiglie, madri, spose e figli fu negato perfino un luogo dove piangere. Dalle complesse ma pianificate operazioni si arrivò a un ignoto che divenne il più riconosciuto e con i dovuti onori, ancora oggi vivi e sentiti, alberga in un'urna del vittoriano, ma contemporaneamente nel cuore di tutti noi. Vittorio Veneto fu ancora una volta presente con la figura del suo cittadino Camillo De Carlo, medaglia d'oro militare, che assieme ad altri ebbe l'onore di portare il peso di quella bara fino all'altare della patria. A proposito del nostro Camillo De Carlo, io ringrazio in modo particolare l'Associazione Amici di Vittorio Veneto, che molto si è adoperata perché la sua salma potesse tornare dove avrebbe voluto con le sue ultime volontà, e oggi ci riesce almeno simbolicamente. Molti furono i segni lasciati dal primo conflitto mondiale in Veneto e Friuli, che ne furono letteralmente martoriati con morte, devastazioni, impoverimento fino a produrre morti per fame fra la popolazione civile, violenze di ogni tipo sempre sui civili, tanto che non sono bastate 3 generazioni per acquietare completamente gli spiriti. Ci volle un successivo ennesimo conflitto per arrivare all'attuale Costituzione, che l'articolo 11 recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e noi, pazienti, confidiamo che tale articolo venga rispettato, almeno da ora in avanti, perché l'Italia fin dalla sua nascita non fu mai attaccata da nessun Stato straniero, ma si macchiò sempre e solo per la dichiarazione di guerra e di aggressione. Forse lo Stato centrale italiano non è mai stato sufficientemente rispettoso dei suoi cittadini, e anche qua confidiamo che si cambi, perché fino ad oggi ci possiamo ben permettere di essere dubbiosi e ancora in attesa di prova provata. Oltre ai 4 temi ricordati, permettetemi di aggiungerne un quinto, ovvero la memoria della fine del 1918, quando la pandemia di Spagnola completò il disfacimento sociale prodotto dal conflitto appena finito e in alcune ondate successive seminò ulteriori numerosi lutti, e questo ci riavvicina oggi e inaspettatamente a quell'epoca, un motivo di riflessione in più per tutti.
In questa giornata commemorativa ringraziamo con affetto le nostre forze armate, da sempre legate alle nostre città, come Vittorio Veneto lo è con loro. Le ringraziamo anche per le loro numerose attività in tanti teatri all'estero, dove sono presenti con la sola finalità di riappacificare fazioni in contesa. Con loro ringraziamo le forze dell'ordine che operano quotidianamente per la nostra sicurezza, anche se sono sempre più indebolite nelle loro potenzialità operativi da limiti imposti che non sempre sono giustificabili e non sono rispettosi nemmeno per la sicurezza degli operatori stessi. Riproponiamoci ora di non sciupare gli insegnamenti della storia per non ripetere gli errori del passato e rendiamoci conto che ai nostri nonni fu chiesta la vita per un miglior futuro e a noi solo un po' di impegno nei comportamenti civili e rispettosi degli altri per avere tutti una vita serena. Impegno, responsabilità, rispetto degli altri, ciascuno per e nel ruolo che ricopre, e completeremo così lo sforzo verso un futuro migliore. Viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva Vittorio Veneto. Prende la parola il colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto, per ricordare la storia del Milite Ignoto che oggi celebriamo. Signori sindaci di Vittorio Veneto e di Calalzo, autorità civili, militari, religiose, cittadini di Vittorio Veneto, le nostre generazioni hanno il raro privilegio di vivere in questi giorni il centenario del Milite Ignoto, verificando quanto è rimasto di quel drammatico ma necessario sacrificio. Purtroppo devo osservare come pseudo-studiosi tentino strumentalmente di spacciare la glorificazione del soldato caduto in combattimento con la glorificazione della guerra, che invece è una barbarie. Le cronache ci raccontano che per la cerimonia di tumulazione di quel nostro grande avo, il re Vittorio Emanuele III non volle discorsi, perché giustamente riteneva che non esistessero parole sufficientemente alte per sottolineare quello storico momento. E la cerimonia del 4 novembre 1921 non ebbe oratori. Sarò dunque breve, solo una riflessione. Quel giorno, nella gloria di Roma, il nostro concittadino che oggi ricordiamo, la medaglia d'oro Camillo De Carlo, c'era. Era uno degli 8 decorati che a spalla portò la cassa lungo l'ampia scalea ascendente al ripiano della Dea Roma. Oggi quell'immagine è solo un ricordo nella nostra memoria. Noi non ci troviamo nella stessa situazione, ma abbiamo voluto comunque dare un significato diverso all'odierna ricorrenza. Qualcuno, secondo me sbagliando, ha detto che in quella guerra le donne non c'erano. E come se c'erano? Pur prescindendo dal fatto che le donne occuparono i posti di lavoro lasciati liberi dagli uomini. Come possiamo non credere che ogni mamma che avesse avuto un figlio in guerra non fosse stata con il cuore e con la mente in trincea al fianco del figlio? E lo stesso vale per le mogli, le fidanzate e per i figli più in generale. Studi sociologici confermano che l'invocazione in assoluto più proferita dal combattente morente è appunto la parola mamma. Ed è per questo che la designazione del Milite Ignoto in Italia è stata affidata a una mamma, Maria Maddalena Blasizza in Bergamas di Gradisca di Sonzo. A differenza dei francesi che lo fecero scegliere a un caporale,
e ai britannici che lo fecero scegliere a un generale. Vittorio, la nostra città, che ancora non aveva aggiunto il predicato veneto, già nel 1919 aveva celebrato per prima la vittoria. Erano presenti quel giorno i presidenti del Consiglio che si susseguirono per tutta la durata del conflitto. C'erano poi il sindaco di Roma, il sindaco di Trento e di Trieste appena liberate, i generali Diaz, Caviglia, Grazioli, l'ammiraglio Town di Revel. Il discorso celebrativo fu affidato all'onorevole Luzzatti. E oggi per prima Vittorio ha affidato ad altrettante simboliche mamme la rappresentanza di un fronte di guerra, proprio a sottolineare come le mamme fossero al fronte a fianco dei propri figli. Anche le mamme presidiarono con le loro preghiere quei tratti di fronte. Anche le mamme sugli stessi tratti di fronte morivano psicologicamente assieme ai loro figli. Degli 11 caduti raccolti sugli altrettanti fronti di guerra, solo a uno, e non poteva essere diversamente, fu riservato l'onorifico appellativo latino voluto da Gabriele D'Annunzio, ignoto militi. Gli altri 10 riposano in Aquileia romana assieme alla mamma spirituale di tutti i caduti senza nome di tutte le guerre. In questo modo Maria Maddalena Blasizza volle manifestare come tutti i caduti senza nome fossero suoi figli e non il solo prescelto del Vittoriano. E le 11 mamme che hanno offerto fiori ai caduti simbolicamente rappresentano tutte le mamme cui la guerra aveva portato via un figlio. Autorità. Arrivato a questo punto mi rendo conto di come fosse vera l'intuizione del sovrano circa la povertà e l'inadeguatezza delle parole, senza rischiare di cadere nella retorica vuota. Oggi le nostre donne sono nei fronti più contesi, fianco a fianco con i loro colleghi uomini, e nessuno potrà permettersi di dire che esse non c'erano. Le abbiamo viste segnate nel fisico come i loro colleghi uomini. Ed è giusto che sia così, perché le democrazie e gli interessi della patria sono doveri di tutti, perché sono per tutti. Consentitemi a conclusione, e approfittando del fatto che un membro del nostro Parlamento nazionale è su questa tribuna, di rivolgere un appello che desidererei rivolgere al governo. Ridateci il 4 novembre. Grazie e buona ricorrenza a tutti. Il presidente della Fondazione Minuccio Minucci di Vittorio Veneto, ingegner Luigi Marson, interviene in ricordo di Camillo De Carlo, medaglia d'oro al valor militare, che scortò a Roma la salma del milite ignoto. Molto è stato detto e scritto sulla vita e sulle vicende eroiche della medaglia d'oro al valor militare Giacomo Camillo De Carlo. Ora, per ricordarlo, preferisco dapprima raccontare di momenti, di aspetti sconosciuti della sua esistenza, i quali offrono spiegazione a tante sue scelte. Materiale trovato in appunti, in veline cartacee di suoi discorsi, dispersi nell'enorme mole di materiale, di documenti che egli ha voluto conservare, quasi nascosti nei mobili che arredano le sontuose sale
del suo palazzo. Testimonianze che mostrano istanti differenti della sua vita, sempre comunque segnati da un'indomita sfida alla banalità esistenziale. Giacomo Camillo De Carlo, l'eroe della Grande Guerra, fu soprattutto colui che osò imprese che acquistano sapore di leggenda. Ecco Camillo, che si ricorda ragazzino, figlio di Cadorini, quando sognava che il Pelmo e l'Antelao scrosciassero valanghe sul nemico. Oppure, assieme al fratello Paolo, pensava a una crociata di bambini per liberare Cortina d'Ampezzo dagli austriaci. Ho citato il fratello Paolo, morto proprio negli ultimi giorni della guerra, non vide la vittoria. Il 28 ottobre 1918 non rientrò dalla sua missione aerea nelle sue terre natie. Raccontava che avrebbe visto dall'alto la sua San Vendemiano. Paolo, in una commovente lettera al padre, datata 10 settembre 1918, scriveva: «Ogni volta che si sente raccontare un atto valoroso, si prova il bisogno di fare qualche cosa per avvicinarsi a chi lo ha compiuto. E ciò è tanto più spiegabile ora che il valoroso è proprio mio fratello». Oppure Giacomo Camillo, studente liceale a Venezia. Il sangue gli faceva capriole nelle vene. Bellissima questa espressione, quasi d'annunziana. E avrebbe voluto che tutti gli abeti, tutti i lauri, tutte le roveri del Quarnaro divenissero aste d'acciaio contro lo straniero e che il leone di San Marco si ridestasse da sotto l'altare di Perasto. Entrata in guerra dell'Italia, 24 maggio 1915. Camillo De Carlo racconta le sue emozioni di quel momento in un discorso che tenne a Pesaro, in anniversario, in commemorazione, il 24 maggio del 1933. La guerra, così dice: questa bella donna è sconosciuta, che ti prende nel torpore, che ti slega le membra e t'avvince, l'incognita delle sue forme, il possesso pieno, completo della vita. Allo scoppio della guerra, Camillo si trovava in Abruzzo, di stanza nel 10° reggimento d'artiglieria da campagna. Tale reggimento era inquadrato nella 14ª divisione di linea del 7° corpo d'armata. La Terza Armata, la gloriosa invita Terza Armata, comandata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta. Ecco le parole di Camillo. Era il 24 maggio e non sapevo ancora quanti germi, quanto travaglio, quante lotte, quante vittorie, quanto sacrificio fossero in quell'alba che si alzava, non curante sugli uomini, camminando sopra i loro dolori, sorda ai loro lamenti, imperterrita ai primi rantoli. Non sapevo le 11 battaglie del Carso, attanagliate nella terra rossa, i gemiti di chi è prossimo a morire e chiama mamma, mamma, sbiadendo per l'ultima volta. Non le croci dei Calvari, non le buche dentro il fango, non gli assalti, non i ponti che il cannone squarta, volticando i cadaveri sul fondo, non le membra dilaniate a poltiglia contro un muro, non le corsie degli ospedali, non le mosche ferme sulla bocca dei feriti, non il pallore di chi urla colpito alla midolla, non i ciechi, non i profughi laceri sulle strade del Friuli. Non sapevo la rivincita nostra del Piave, dopo Caporetto, la più italiana di tutte le vittorie, non il Grappa, non la resistenza del Sostizio, non gli arditi di Sernaglia, irruenti alla caccia del nemico in fuga, non le glorie marinare, non i lauri sugli elmetti, non le donne in ginocchio baciandoci le mani, non i bimbi e le spose di Vittorio. E poi la missione di De Carlo, oltre le linee, nelle terre occupate dai nemici, dove rimase per inviare preziosi messaggi alla battaglia, alla vigilia della grande offensiva dell'Imperial Regio Esercito nel giugno del 1918, la battaglia del Sostizio. Prima di partire gli venne chiesto: «Come fai ad essere così tranquillo?» Camillo rispose: «Perché a partire
sono io, proprio io, non altri. Rientrò nelle nostre linee in modo degno di un romanzo d'avventure. Ricevette subito dalle mani del re la medaglia d'oro al valor militare per aver reso eminenti, altissimi servigi all'esercito e alla nazione. D'Annunzio convocò subito De Carlo al campo d'aviazione del Lido di Venezia. Nell'abbracciarlo si sbiancò il viso. Il suo occhio, il suo unico occhio vivo, si illuminò fissandolo in silenzio. Parve una brace ardente che si aprisse e s'accendesse in una statua d'alabastro. Poi volle sapere il racconto particolareggiato dell'impresa. Allora D'Annunzio esclamò: Camillo, prima di partire mi facesti dono di questi gemelli che ho sempre portati. Mi dicesti: comandante, ecco gli unici oggetti salvati di tutta la mia casa di Vittorio. Mi sono carissimi e pertanto non posso farne uso migliore che offrirli a lei. L'offerta mi parve sacra. Ricordo esattamente, Camillo. Ora accetta tu questi miei gemelli. Portano smaltata una civetta. Saranno simbolo della vittoria. Sedette sullo scrittoio. Sul suo libro La beffa di Bucchari, che aveva portato, volle scrivere: al tenente De Carlo, questo racconto che troppo impallidisce al paragone del suo racconto. Agosto 1918. Quanto ho raccontato, le mie parole appaiono troppo riduttive per spiegare il personaggio dalle 1000 sfaccettature, tale da racchiudere in uno l'universo dei sentimenti e delle passioni che accendono, che albergano nell'esistenza di tutti gli uomini. Accanto all'eroe, affascinato dall'audacia, tentato dal rischio, che aveva la morte quale compagna d'ogni gioco, che val la pena d'essere giocato, anche colui che soprattutto amava il bello, l'artista. La nostra humanitas, e volutamente uso il termine latino, la parola latina, in quanto molto più pregnante di significati, trova origine nelle azioni, nei sentimenti, negli ideali di chi da millenni ha segnato la storia, la nostra storia. Fra questi Giacomo Camillo De Carlo. Resi forti da tutto ciò, nostro auspicio è quello di proseguire questo cammino segnato, pur in tempi non facili, fiduciosi di poter trasmettere ai posteri, alle future generazioni, la nostra tradizione, i veri valori, facendo nostro il grido d'arme, con l'animo che vince ogni battaglia, grido dei lancieri di Firenze, cavalieri dalle mostreggiature color arancio, cui Giacomo Camillo De Carlo affidò la sua vita, il proprio cuore. Grazie. Prende la parola il signor Sindaco del Comune di Calalzo di Cadore, senatore Luca De Carlo. Grazie, mi corre l'obbligo con il cuore di ringraziare il Comune di Vittorio Veneto, gli amici di Vittorio Veneto, le associazioni combattentistiche d'arma, le forze armate, per aver coinvolto il Comune di Calalzo in questa commemorazione che quest'anno ha un valore aggiunto, cioè quello dell'anniversario del Milite Ignoto. Non vi nascondo la mia grandissima emozione nel parlare, nell'occasione del 4 novembre, in quella che è una piazza simbolo, in una città simbolo della nostra vittoria della Prima Guerra Mondiale. Una città che inorgoglisce tutti e che ci rende comunità, che ci fa sentire il senso della patria, una città che rappresenta da Canicattì ad Aosta la patria unita. E non è quindi un caso che oggi noi cadorini, che abbiamo rappresentato per anni l'ultimo baluardo anche fisico di questa patria, siamo qui con tanto orgoglio
per adempiere, anche se parzialmente, come ha citato giustamente il sindaco di Vittorio Veneto, alla sua volontà, l'ultima volontà del nostro concittadino, perché insomma ce lo dividiamo un po' con il comune di Vittorio Veneto, essendo lui un grandissimo patriota che ha attraversato un secolo con nel cuore la patria, ma anche la patria nazionale, ma anche la sua piccola patria, e cioè il suo territorio, il suo impegno anche amministrativo a Vittorio Veneto, ma poi quella ferma volontà di tornare, di essere sepolto in quella piccola patria, il Cadore Calazzo, che gli aveva dato, diciamo così, origine. Lo facciamo dopo qualche anno, anche insieme al sindaco D'Arè, quando avevamo provato, purtroppo senza successo, a portare la salma nella chiesetta dove avrebbe voluto tumulare. Oggi lo facciamo riportando una targa. Lo facciamo perché sentiamo forte la gratitudine nei confronti di quello che Camillo De Carlo è stato. Pensare poi che Camillo De Carlo fu uno di quelli che portò la salma del Milite Ignoto e la depose, la scortò e la depose a Roma. Sapere che un nostro concittadino fu investito di un compito così importante ci deve responsabilizzare rispetto al comportamento di oggi. Anch'io sono d'accordo. Anch'io mi chiedo tante volte, anche nel mio mandato da sindaco, ma anche quello in Parlamento, se sono all'altezza di rappresentare coloro i quali dettero la vita perché io potessi farlo. Me lo chiedo tante volte, al di là dell'appartenenza politica, al di là del nostro credo religioso, al di là della nostra cultura. Perché quando mi sveglio la mattina, vedo i teatri di quelli che sono stati i teatri della Grande Guerra, i monti, Montepiana, il Paterno, e tutti Col di Lana, e tutti quei teatri di guerra che hanno visto il sacrificio di tanti ragazzi che oggi potrebbero essere i nostri figli, che hanno costruito la patria, l'ultimo atto del Risorgimento. L'hanno costruita e ce l'hanno donata. Oggi, piuttosto che interrogare noi stessi, sarebbe bello interrogare loro, per capire se loro ci credono degni di rappresentarli. Ecco, se noi oggi seminiamo quel seme, e cioè quel seme che dice voglio essere rappresentativo, voglio continuare a credere, voglio continuare a ricordare il 4 novembre, sono d'accordo anch'io, rimettiamola questa benedetta festa nazionale. Non ha nessun senso che sia una forma di commemorazione quasi sottotono, dover aspettare la domenica per farla, oppure quasi nascondersi per non passare per qualcosa che non siamo. Noi siamo patrioti. E nel nostro essere patrioti c'è la commemorazione del 4 novembre, è imprescindibile. Sotto quella bandiera tutti ci riconosciamo. Poi ognuno ha la sua piccola patria. Io sono innamorato di casa mia, non la barotterei per nulla al mondo, nonostante averlo girato tutto. Però io sono italiano, credo nei valori della patria, credo nel 4 novembre e credo che le persone come noi che oggi lo commemoriamo, ma anche e soprattutto Camillo De Carlo, oggi sarebbe fiero di noi. Grazie. Si svolge ora la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio Vittorio Veneto Città della Vittoria. Nell'ambito del centenario della Grande Guerra, il Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, ha istituito questo premio annuale riservato al personale militare dell'Esercito Italiano. Il premio si articola in 2 sezioni. La prima sezione, La vittoria è la pace, premia un atto eroico di alto valore morale e professionale in una operazione di pace o di tutela dell'ordine pubblico anche in ambito internazionale.
La seconda sezione, concorso al bene della collettività nazionale, premia un atto eroico di alto valore professionale in occasione di pubbliche calamità o di bonifiche da ordigni bellici. Per la sezione La vittoria è la pace viene oggi premiato il caporale maggiore capo scelto Paolo Giordano, reparto supporto tattico logistico NRDC di Solbiate Olona. Con la seguente motivazione. Graduato inquadrato nel complesso minore Delta 4 del raggruppamento tattico Lombardia Trentino Alto Adige, si è particolarmente distinto per le eccezionali qualità militari e morali, oltre che per l'altissimo attaccamento alle istituzioni. In particolare, il giorno 28 luglio 2020, durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza dinamica automontata in qualità di gregario, veniva informato da un passante che vi era una donna che, sportasi dal balcone della propria abitazione posta al 10° piano di un palazzo, presentava evidenti intenti suicidi. Con vivissimo slancio e premiante iniziativa entrava nel condominio per raggiungere l'abitazione della donna. Giunto all'appartamento con celerità e senza esitazione alcuna, si dirigeva verso il balcone, riuscendo prontamente ad intervenire e a riportare la donna all'interno dell'abitazione, evitando così il compimento del disperato atto lesivo. Chiara figura di graduato dalle preclare virtù militari e caratteriali, che è stato in grado di assicurare, ben oltre le sue normali attribuzioni, il conseguimento di risultati di pregevole valore, dimostrandosi un prezioso collaboratore, nonché un professionista straordinario e di altissima integrità, che ha significativamente contribuito a consolidare l'immagine e il prestigio del raggruppamento e dell'esercito italiano nel peculiare contesto dell'operazione Strade Sicure. Consegna la pergamena il vice comandante della 102esima Brigata Corazzata Ariete, colonnello Pierluigi Lodola. Per la sezione Concorso al bene della collettività nazionale viene premiato il caporale maggiore caposcelto qualifica speciale Giuseppe Spataro, 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, oggi non presente perché occupato in missione. Con la seguente motivazione. Graduato di non comune profilo professionale, morale e caratteriale, animato da eccezionale spirito di servizio ed elette virtù militari, il caporal maggiore scelto Giuseppe Spataro, in qualità di ingegnere qualificato, operatore IEDD dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore, ha assolto il complesso incarico con ammirevole incondizionata dedizione. Animato da un profondo attaccamento all'istituzione, ha evidenziato una maturità e un equilibrio elevatissimo, grazie ai quali ha saputo far fronte a ogni compito, con competenza ed eccellenti capacità tecniche, operando con spiccata energia e mirabile iniziativa, mai disgiunte da un'accorta capacità di giudizio e innato senso pratico. Ha condotto con successo numerosi interventi di bonifica del territorio quale caponucleo bonifica, riscuotendo in ogni occasione il plauso delle autorità militari e civili a vario titolo coinvolte per le pregevoli capacità e competenze palesate.
coinvolto nell'attività di bonifica di una bomba da 500 libbre rinvenuta nell'area industriale di Marghera, ha condotto in prima persona la messa in sicurezza immediata dell'ordigno ed ha effettuato sempre in prima persona tutte le attività propedeutiche al disinnesco e al brillamento in mare dell'ordigno. Ha fornito altresì un qualificato e determinante contributo per la progettazione e l'esecuzione delle opere di protezione funzionali alla mitigazione degli effetti di un'esplosione prematura, altrimenti devastanti per cose e persone. In particolare, il 2 febbraio 2020 ha affrontato con meticolosa precisione e algida imperturbabilità le ultime attività per rimuovere le spolette dell'ordigno, entrambi armate, per consegnarlo in piena sicurezza al personale della Marina Militare incaricato del brillamento in alto mare. Tali procedure hanno consentito la distruzione in tempi ridotti, evitando così alla popolazione e al contesto industriale locale l'enorme disagio di uno sgombero prolungato. Chiaro esempio di graduato che, offrendo con genuina passione ogni energia fisica ed intellettuale all'istituzione militare, ha fornito un apporto di eccezionale valore, interpretando magistralmente la figura del geniere paracadutista, contribuendo a scrivere una nuova pagina di successi per il reggimento e a elevare l'immagine della Brigata Paracadutisti Folgore e della Forza Armata. Consegna la pergamena il sindaco della città di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto. Ritira il premio il tenente colonnello Filippi Rocco Giacomo. Vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, e alla bandiera della città di Treviso, decorata di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano il luogo della cerimonia.
Lascia il luogo della cerimonia il gonfalone della Presidenza dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto Victoria Nobis Vita, ex combattenti guerra 1915-1918, che, accompagnato dalle bandiere storiche, rientra al Sacrario delle Bandiere ove è custodito. La cerimonia volge al termine. Ringraziamo tutti sentitamente della collaborazione e della partecipazione a questo importante anniversario. La cittadinanza è invitata a partecipare alla trasferta con il treno in partenza alle ore 13:02 per raggiungere Calalzo di Cadore, recando in loco la tapide marmorea che verrà collocata nella chiesa di San Francesco d'Orsina in memoria di Camillo De Carlo, medaglia d'oro al valor militare. La cittadinanza è altresì invitata ad assistere al concerto per la città della Vittoria che si terrà domani, domenica 7 novembre, al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, con inizio alle ore 18:30. Arrivederci a tutti, buon rientro alle vostre abitazioni.